La Protezione Civile del Friuli ha già inviato nelle zone colpite dal terremoto un elicottero e 2 squadre del soccorso alpino e diverse unità cinofile per la ricerca di persone sotto le macerie, mentre 70 volontari hanno raggiunto i paesi più danneggiati. La regione, che ha stanziato 500.000 euro per finanziare i primi soccorsi, invierà anche un elicottero attrezzato per i rilievi topografici dell'area. È partito un nostro elicottero che si trova già nella zona di Accumoli, che ha portato 2 unità cinofile richieste con urgenza, che già sono operative sul posto. Sono partita una squadra di nostri colleghi della Protezione Civile che vanno in avanscoperta per vedere tutti i problemi, preparare l'ambiente dal punto di vista logistico per la sistemazione del nostro campo, e in questo momento stanno caricando i camion, stanno finendo di caricare 12 autocarri che porteranno container con tutto quello che serve per dare sostegno a circa 250 persone rimaste in questo momento senza alloggio. A collaborare nella sede di Palmanova della Protezione Civile anche sismologi e tecnologi dell'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. È un terremoto che secondo me non giunge inaspettato, nel senso che è venuto in una zona dove ci aspettiamo i più forti terremoti in Italia. Ha avuto per il momento un'evoluzione abbastanza normale, la magnitudo non è elevatissima, anche se purtroppo parliamo di morti, ma poteva essere anche molto peggio, nel senso che in quella zona lì abbiamo visto anche dai terremoti, del catalogo di terremoti storici o analizzando le cose più antiche, che i terremoti sono anche più severi in quella zona. Non bisogna abbassare la guardia quando c'è un terremoto in atto di questo tipo, perché potrebbe esserci anche un'altra scossa. Quello che vediamo adesso in queste poche ore da quando è accaduto questa notte ha un'evoluzione abbastanza normale, la sequenza sismica, cioè le magnitudini stanno calando e il numero di terremoti anche.